Entra nel vivo il progetto di riforestazione urbana Padova O2. In futuro nella città del Santo saranno create 8 nuove foreste contro lo smog, aree verdi dove troveranno spazio fino a 10.000 alberi, zone abbandonate e inutilizzate, ora riqualificate per una funzione ambientale. Nell'inverno scorso le polveri sottili hanno sforato i limiti consentiti un giorno su 2 e già nel mese di marzo si è superato il limite annuale di giorni sopra la soglia di sicurezza indicato dalla legge. Questi alberi contribuiranno a migliorare la qualità dell'aria, come in questo parco in via Bigolino a Mortise, dove cresceranno 1.000.000 di piante, o nel bosco di Altichiero in zona Troncomorto, dove sono già state piantumate altre 2.500 piante. È da tanto tempo che lavoriamo a questo progetto e ci siamo, un progetto anche un po' rivoluzionario, si diceva, i primi boschi urbani a Padova, polmoni verdi, Padova deve diventare più verde e qui proprio nasceranno e cresceranno e ci prenderemo cura di boschi urbani che ridanno una funzione ad aree che magari non ce l'avevano, e la funzione è quella prima di tutto ambientale, perché qui si va veramente a pulire la nostra aria, a catturare PM10, CO2 e anche a ricreare biodiversità. Al progetto hanno aderito molti padovani che hanno adottato in totale 4.200 alberi. Grazie al loro contributo le piante potranno crescere ed essere curate. Ho deciso di regalare l'albero a mio nipote che compiva gli anni, perché pensavo che fosse un regalo che non dura solo il giorno del compleanno, ma potesse essere un regalo per il futuro. I cittadini inoltre, che recandosi per 3 volte presso le stazioni ecologiche della città e differenziando correttamente i rifiuti, avranno in cambio una pianta in regalo. Il meccanismo è molto semplice: il cittadino che aderisce, che si reca presso i nostri centri raccolta, dà l'adesione, quindi ad ogni entrata gli diamo un piccolo bollino, al terzo bollino l'azienda, Cegas APS Amaga, si impegna a piantare un albero. Querce, pallon di maggio e nocciolo, i nuovi alberi piantati sono di 3 specie, opportunamente scelti per le loro funzioni positive per l'ambiente. Qui l'obiettivo è quello di catturare PM10, catturare CO2 e insonorizzare le zone urbane dal traffico. L'acero campestre è considerato uno degli alberi migliori per la cattura di PM10. 3 alberi di queste foreste che stiamo realizzando in centro città catturano la CO2 emessa da un'auto nel corso di un anno, o 6 alberi catturano il PM10 emesso da un'auto nel corso di un anno.